Amiche e amici, bentornati qui c'è un quiz in compagnia del nostro gratitissimo campione in carica Agostino Paiusco. Grazie presentatore. Agostino, naturalmente tu sei già campione in carica da diverse puntate, se vinci anche questa sera tornerai domani. Sì, dai, adesso vediamo se non ho robe domani sera. No, ma se vinci devi tornare domani per forza. È che forse ho coro domani, perché ho le salta prove. una sera. Sì, salta una sera, ma cosa fanno senza di me? Diciamo che sono un po' la punta di diamante del nostro cuore, in quanto io suono il flauto da ben 22 anni. Caspita, che un artista straordinario, non lo sapevamo. Peccato non averlo saputo prima, altrimenti procuravamo un flauto da farti suonare. Perché... No, ce l'ho, lo porto sempre con me il flauto, scherziamo. Meraviglioso, una grande sorpresa, qui c'è un quiz. Agostino Paiusco suona la baguette? No, è il flauto di Pan. Sì. Se vuoi ti faccio un brano qua in diretta. Sì. Che cosa ci suona? Sai, il contadino allegro. Sì, di? Non so, di Padova. Non so, dipende a seconda di dove che hai i campi lui. Sì. Il contadino allegro. Grazie. Scusa Agostino, ma hai fatto tutto con la bocca? Scusa, è uno strumento a fiato? Per forza? Con cosa vuoi che lo suono, scusa? Ma forse è meglio che procediamo con le domande che guarda caso parlano proprio di musica. Sì, è la mia passione. Musica. Molto bene. Il nostro campione è fortunato oltre che bravo. Abbiamo Mozart. Mozart conosco. Vediamo un po'. In che lingua è stata scritta la grande sinfonia Il flauto magico di Mozart? Sì. Francese, latino o tedesco? Tedesco! Risposta esatta, Agostino Paiusco vince ancora e torna domani a Qui c'è un quiz. Sì, se non ho prove. Sì. Complimenti Agostino Paiusco. Ho trovato anche un argomento che fortunatamente conoscevo, certo, so anche dei retroscena abbastanza inquietanti, in quanto Mozart non ha veramente scritto lui la sinfonia, ma l'ha scritta un suo amico e collega francese e poi l'ha spacciata come opera sua. Cioè mi stai dicendo che Mozart ha raccontato una bugia? E quante ne diceva, infatti sono famose le palle di Mozart.